ma lei potrebbe mettere il suo stile al servizio della storia. E le sembra semplice? No, no, ma è uno sforzo necessario. Ma necessario a cosa, scusi? Alla resurrezione che si aspetta da anni. Lei potrebbe utilizzare episodi, parole, trame assolutamente veri, comprovati. Ci rifletta. Ah, ci ho già riflettuto. Non se ne parla nemmeno. È escluso. Questo spettacolo non ha alcun senso. Da qualche giorno il regista non riusciva a staccarsi da quella proposta. Aveva detto di no, ma la storia di quel ragazzino lo afferrava alla gola. Su un punto dava ragione all'impresario. Si trattava di resuscitare una storia, un'anima, e di bloccare lo sbiadirsi inesorabile del ricordo di quell'infamia. Alla fine decise di provarci e dopo qualche giorno si recò presso il Tribunale di Palermo per parlare con uno dei magistrati che avevano seguito l'intero processo di Matteo. Il Palazzo di Giustizia di Palermo è simile a quello di altre città d'Italia. Ci sono però dei tratti caratteristici che certificano con assoluta evidenza di essere capitati proprio nel capoluogo siciliano. Il palazzo, infatti, in uno dei lati è adiacente all'antico e popoloso Mercato del Capo, luogo di venditori di ogni tipo di mercanzie che abbanniano in duelli vocali, ma anche tana per delinquenti spiccioli. Le voci del mercato penetrano tra le stanze del palazzo perfino quando le imposte sono socchiuse. E qui si fronteggiano sonorità arabe e la verbosità barocca e paludata della Palermo che conta. Ci si sorprende indolenti a osservare l'evidente illegalità che fiorisce rigogliosa tutto intorno al palazzo. Eppure c'è anche una magia. Provate a mettervi al centro della piazza, tra l'arancio e il porpora del tramonto, inondati dall'odore delle spezie e dall'immondizia, storditi dal brusio aggressivo del capo, abbacinati dai tanti volti stranieri e locali, e allora capirete qual è la vera anima di Palermo. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Mi meraviglio di trovarlo qui, fuori dal palazzo. Credevo dovessimo incontrarci nella sua stanza. Ho cambiato idea. Mi affascina il contrasto di questa piazza. Le casupole da un lato e l'imponenza del palazzo dall'altro. I colori, i sapori delle putie e l'algida rigidità delle facciate del tribunale. Ma torniamo a noi. Sì, ecco, come le dicevo, volevo saperne di più sul caso del bambino, Giuseppe Di Matteo. Ah, bene, bene. Finalmente qualcuno che vuole raccontare questa triste storia. Le darò tutti i verbali. Lei ha un po' di tempo? Sì, dottore, io sono qua per questo.
Mi segua allora. Spostiamoci nei gradoni in cui sono iscritti i nomi dei magistrati uccisi dalla mafia e le narrerò i fatti. Leggeremo le carte del processo. Vedrà come parlano i mafiosi. Capirà i meccanismi che portarono fino a quel punto. Le sembrerà proprio di vedere tutto, momento per momento. Vivrà gli interrogatori e quella prigionia. Ma soprattutto io vorrei raccontarle alcuni interrogatori di Brusca. E allora iniziamo, dottore. Sarà bene ricordare che il nonno di Giuseppe era Piddu di Matteo, uomo d'onore della famiglia di Altofonte, e Santino, il papà di Giuseppe, aveva partecipato all'organizzazione dell'Attentatuni, dove avevano perso la vita Falcone, la Morvillo e la Scorta. Santino decise di parlare ai giudici, rendendo una testimonianza cruciale per la possibilità di infliggere un durissimo colpo all'intera organizzazione criminale. Non solo la Sicilia, ma l'intera Italia era in un momento di estrema difficoltà. La mafia sembra avere preso il sopravvento. L'Italia è veramente messa alle corde e si trova quindi nella necessità di individuare crepe e pentiti che possano bloccare questa avanzata senza precedenti, fatta di massacri e di un'escalation di violenza stragista. Ma ritorniamo al giorno del rapimento. Giuseppe era uscito da casa per fare equitazione. Lo si vedeva spesso col suo bel vestito da fantino gironzolare per le strade. Aveva sempre un larghissimo sorriso quando stava a cavallo. Ed era anche bravo. Infatti aveva vinto già una coppa a Marsala. Ne era particolarmente fiero Giuseppe. Infatti troneggiava quella coppa nella sua cameretta. Il suo sogno più grande: correre al prestigioso trofeo internazionale di Roma, Piazza di Siena. Tale è il caso. È un richisterone. Ora ci penso io. Oh, ragazzino, vieni qua. Chi sei, tu Di Matteo? No, io Vitale mi chiamo. Il figlio del proprietario del maneggio sono. Levati qua allora. Vatti in. Oh, ragazzino. Cos'è tu Di Matteo? Sei tu il figlio di Di Matteo? Eh sì, io sono. Sangue di me patri. Senti, noi siamo della protezione. Ti dobbiamo portare da tuo padre. Da mio padre? Da papà mio? E quando? Ora? Proprio ora? Sì, ora, non c'è tempo da perdere. Che bello, finalmente rivedo a papà mio. Ma voi? Perché avete questi cappucci? Noi proteggiamo i collaboratori e non ci deve riconoscere nessuno. Ah, ho capito. A proposito, tu che cosa ne pensi della collaborazione di tuo padre? Che ha fatto bene a parlare. Sì, certo che ha fatto bene. Ha fatto la scelta giusta. Ora vieni, che dobbiamo salire subito in macchina e andare via. Grazie, siete degli angeli. Papà mio,
Amore mio, ma la mamma la posso chiamare? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Noi pensiamo a tutto. Chissà come sarà contenta. E il mio motorino? Ti abbiamo detto di non preoccuparti. Pensiamo a tutto noi. Tantissimi furono i complici del sequestro, un'infinità di mafiosi e mogli di mafiosi, gente che preferì voltarsi dall'altro lato. Ma certamente un ruolo di primo piano, un ruolo di spicco lo ebbe Giovanni Brusca, soprannominato Uverru, il porco, ovvero Uscanna Cristiani. Più volte durante il processo Brusca ci tenne a far sapere che il sequestro fu sempre l'esito di una scelta dell'intera cupola mafiosa e l'epilogo dettato da un lavarsi le mani collettivo. Lui fu catturato nel 1996 e fu una delle decine e decine di imputati che i magistrati ascoltarono per cercare di capire e ricostruire che cosa fosse effettivamente accaduto in quei 2 anni e 1 mese di prigionia. Signor Brusca, siete imputato di avere privato della libertà personale di Matteo Giuseppe, di anni 13, allo scopo di conseguire, come prezzo della liberazione, un ingiusto profitto consistente nella ritrattazione delle dichiarazioni già rese da Di Matteo Santino, padre del ragazzo sequestrato, nonché della interruzione degli interrogatori che lo stesso stava rendendo alle procure di Palermo e Caltanissetta sulla strage di Capaci. Ha qualcosa da dire a riguardo? Ma che devo aggiungere? Niente. Santino Di Matteo aveva fatto l'infame e dovevamo colpirlo nel modo più spietato. Ma quando il bambino si recò al maneggio dove l'avete preso, chi aveva già decretato il sequestro? A prendere questa decisione siamo stati io, Messina Denaro, Bagarella e Giuseppe Graviano. E l'abbiamo presa in una riunione che abbiamo fatto a Mesilmeri, vicino a Palermo. La vostra organizzazione non ha lasciato nulla al caso. L'esecuzione materiale del sequestro è stata perfetta. I compiti ben definiti fra tutti i partecipanti. C'era chi doveva assumere le informazioni sulle abitudini del ragazzo rispetto alla frequentazione del maneggio dei Vitale a Villa Abate. D'altronde i Vitale erano uomini d'onore del mandamento di Brancaccio. Ma come avvenne la preparazione del sequestro? Ci preparammo la macchina, le armi e tutto l'occorrente. E ci siamo già vestiti da poliziotti. Sì, finte poliziotti. Poi arrivò la notizia che aspettavamo per passare all'azione. Il ragazzo era lì, al maneggio. Allora ci siamo spostati per sequestrarlo, indossando questi giubbotti con la scritta polizia.
Lo abbiamo preso e lo portammo in un nascondiglio. È stata così che è iniziata la rappresaglia contro l'infame di Matteo, a tradimento. Così come lo è stato lui contro di noi, un traditore. Esattamente dove portaste il piccolo di Matteo dopo il rapimento? All'Ascari, vicino a Cefalù, in un caseggiato nascosto dalla vegetazione in mezzo alla campagna. Si arrivava da una strada sterrata, un poco in salita, e c'era scuro, buio fitto. Il ragazzino fu fatto uscire dalla macchina e l'abbiamo fatto entrare nel magazzino. Fu in quel momento che Giuseppe Di Matteo si rese conto di essere vittima di un rapimento? Sì. E i miei uomini lo sentirono piangere per la prima volta. Giuseppe era rimasto solo, al buio, in un locale freddo, ed evidentemente cominciava a rendersi conto di essere in una situazione di pericolo e non di protezione, come vi avevate fatto credere voi. Ma fra i suoi uomini nessuno faceva domande davanti a una simile scenario di crudeltà. No, non potevano fare domande. Sono le regole di Cosa Nostra. Mi descriva le condizioni del bambino. Giuseppe era incappucciato e anche legato. Ma non legato da facce male, cioè legato che non si poteva muovere, per non scappare, cioè, per renderlo innocuo. Da mangiare ce la portavamo noi, dei panini, e con lui ci parlava solo uno dei miei uomini. Lei lo conosceva, il piccolo di Matteo? Da molto tempo. Lo conoscevo da quando ero latitante, perché spesso andavo a rifugiarmi a casa dei De Matteo. Sì, lo conoscevo bene. Ci fece pure da pagino e giocavamo spesso assieme alla PlayStation. Quindi si trattava di un bambino che aveva visto crescere. Ma io lo facevo trattare bene a Giuseppe. Nessuno ci ha fatto mai del male. Ed ho quantomeno la coscienza a posto da questo punto di vista, per quello che può valere. Al suo arrivo al primo dei 7 nascondigli, dunque c'è solo buio fitto. Il caseggiato si erge isolato e malinconico in quella campagna nascosta. La Peugeot che fa da battistrada si ferma proprio davanti quella costruzione, che adesso appare più fosca nelle tenebre altissime. Scendono 3 rapitori e Giuseppe. Il bambino non può neanche immaginare che quello è solo l'inizio. D'ora in poi, da allora in poi, rimarrà per sempre solo, con i suoi pensieri, con le sue paure. Adesso lo ascolteremo in uno dei suoi primi soliloqui, qualche tempo dopo la cattura. C'è freddo, mamma. Si muore di freddo.
E a me il freddo non mi è piaciuto mai. A me mi piace il caldo. Mi piace quando sudo che gioco a pallone. Me la farei una bella partita di pallone, anche se veramente la prima cosa che farei, arrivata a casa, è di domandare del mio cavallo. Manco l'ho potuto salutare. Fu tutto super veloce. Sti fanghi qui, manco mi fecero sbrigare e ci lasciai tutto per com'era. Certo, veri fanghi furono, e vestiti di poliziotti. Non si pigliano i picciriddi. Questo me lo dice sempre mio nonno. Qui non mi parla nessuno. Nudo mi parla a me, come se fossi un appestato. Ma forse non mi parlano perché hanno paura che li riconosco. Ma allora li conosco. No, ma questo non può essere, perché la mia famiglia, la rispettano tutti al paese. A me mi salutano tutti e mi dicono Giuseppe di qua, Giuseppe di là. Che poi mio padre, e di più mio nonno, perché mio padre è arrestato, mio nonno sa come fare per liberarmi. Mio nonno sa tutto. Mio nonno risolve tutto. Mio nonno dice sempre che tocca a tia, tocca a mia, che siamo la stessa cosa. Eppure sono ancora qui, in questa cella, in questo pertuso, per colpa di me pace. Capi mia, non è chiume pace. Ma come si fa a lasciarmi qui solo? In questo ci do ragione a questi fanghi. Per ora ho pianto poco. Cioè piango. Ma secondo me per quello che sto passando uno dovrebbe piangere sempre. Per tutto il tempo. Secondo me quando gliel'hanno detto a mia madre ha fatto un sacco di preghiere con le lacrime che ci scendono su tutto il vestito. Io ti giuro, signoruzzo, ti giuro che non sbaglio più, che poi mi faccio tutti i compiti, ci do i piccioli ai poveri della chiesa, non dico parolacce a nessuno, pure a questi che mi tengono qui, ti giuro, non ce lo dico più. Ma tu fammi uscire di qua, ti prego, fammi uscire di qua. Per andare dove l'odio non c'è, senza muri né paure, senza più bandiere su di noi. Qui non c'è nessuno che vuole sentirti gridare più forte, forte. Qui non c'è nessuno che vuole vederti volare nella notte, la notte. Solo un passo nel futuro per sentire com'è. Non è tempo di fuggire, è tempo di tornare a vivere. E qui non c'è nessuno che vuole sentirti gridare più forte, forte. Qui non c'è nessuno che vuole vederti volare nella notte, la notte. Meglio che non dici a nessuno che in fondo ancora stai sperando, stai sperando, stai sperando. Meglio che non alzi la voce se rompi il silenzio cantando, e ti troverai nell'istante in cui ogni sguardo sarà spento e gelido, e ti sembrerà che davvero tu sbagli sognando contro mano tu. C'è una sola direzione per uscire.
indietro e vediamo cosa succede frattanto al paese. Il giorno della sparizione la madre si trovava a casa del suocero. Giuseppe era uscito alle 14:30 per recarsi al maneggio dei Vitale. Lei non li conosceva questi Vitale. Alle 18:30, allarmata del mancato ritorno del figlio, provò a chiamare il maneggio. Le fu risposto che il ragazzo era già andato via, da tempo. La donna, preoccupata, raggiunse Palermo facendo il giro di tutti i pronto soccorso della città, temendo che il figlio potesse essere stato coinvolto in un incidente stradale, mentre il suocero aveva cominciato a girare per le strade di Altofonte alla ricerca di notizie del ragazzo. Alle 10 di sera la madre ritorna a casa, angosciata e piena di paure. È il suocero, il nonno di Giuseppe, a riferirle la terribile notizia. Vedi che un quarto d'ora fa mi è arrivato un foglio di carta e c'era scritto: il bambino è con noi, tuo figlio non deve fare tragedie. E c'era scritto pure che non dobbiamo andare dai carabinieri. Io, per rabbia, per stizza, questo biglietto l'ho strappato e l'ho buttato nel fuoco. Ascoltami ora. Lo capisco che sei disciutta. Io pure ho la rabbia che mi spacca la testa. Ma dobbiamo stare muti, in silenzio. Potrebbe essere pericoloso per il piccolo. I giorni passano e di Giuseppe nessuna notizia. Dopo 4 giorni la madre riferisce dell'accaduto al marito Santino, che a sua volta aveva informato i suoi referenti. La madre non poteva pensare che Brusca fosse coinvolto, convinta che non fosse poi così cattivo da poter sequestrare il bambino, che tanto più lui l'aveva visto crescere. Niente di nuovo. Solo ho ricevuto la visita di una persona che non conosco, un palermitano. Mi ha fatto vedere una fotografia, una Polaroid, dove c'era Giuseppe con in mano un giornale e c'era il titolo Berlusconi al governo. Giuseppe aveva i capelli lunghi, però era in buone condizioni. Dobbiamo stare tranquilli allora. Vuol dire che c'è speranza. Tu lascia fare a me. Non dobbiamo fare passe false. Poi chi mi disse il bambino sta bene e lei stia calmo e non faccia pazzie, che può essere che tutto finisce bene. Poi ritornò un'altra volta. Mi ha ripetuto che dovevo tappare la bocca a tuo marito Santino. E io ci dissi che ormai le cose che mio figlio aveva detto erano state scritte e che anche altri pentiti avevano detto le stesse cose. Per cui questa ritrattazione di mio figlio a niente sarebbe servita. Nei vari nascondigli il piccolo vi stava rinchiuso notte e giorno. La porta di ferro, o meglio lo spioncino, veniva aperto solo per porgergli il cibo. I suoi carcerieri sono uomini di spicco, importanti, uomini d'onore, spesso latitanti. Le case, quelle che vengono utilizzate, sono di persone assenti, emigrate, lontane. Il ragazzo indossava abiti poco decenti e aveva lunghi capelli che facevano impressione, lo dicono i carcerieri,
al processo. Lunghi capelli che facevano impressione, perché ancora non glieli avevano tagliati da quando era iniziato il sequestro. Sarà il fratello di Giovanni che per la prima volta glieli rasa con la sua stessa macchinetta. Attenzione però, perché per non lasciare tracce brucerà i capelli tagliati uno per uno. Giuseppe qui ha già traslocato 4 volte. Mia madre è l'ultima persona che ho visto prima di quel giorno maledetto, che l'ho salutata. Lei si ricorda sicuro. Io l'ho salutata e ci ho detto ciao mamma e sono uscito come una cosa normale. Che ne sapevo io di quello che stava per succedere, che se lo sapevo manco ci uscivo di casa. E poi ci dissi pure quel giorno, prima di uscire, mamma, quando viene il mio compleanno, che... Ma io non mi ricordo se lei mi ha risposto. E comunque penso che era una cosa buona, perché mi accontenta sempre mia madre, e anche mio padre, e anche mio nonno. Ed io mi parlo tutte queste cose nella testa. Chi me lo ripara questo orologio se si ferma? Quando sono grande. Io voglio diventare veterinario. Sì, veterinario. Perché mi piacciono gli animali, i cavalli. Ora conto fino a 10 e mi vengono a liberare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Può venire chiunque, basta che mi liberate. Sono stanco. 7, 8. Venite, vi prego, venite. Qui sono, non mi vedete? Sono vicino, per favore, se no devo piangere di nuovo. 8, 9, 9 e mezzo. Dai, che siete dietro la porta. Il cuore è mezzo rotto. Se non arrivate ora si rompe tutto. 9 e 3/4. Io ho paura del buio. Non mi piace il buio. Giuseppe veniva continuamente spostato per paura di essere scoperti o perché le case dovevano tornare a essere frequentate dai contadini o delle famiglie dei mafiosi ignare del sequestro. Dopo le rimostranze di Brusca per essere stato lasciato solo, Matteo Messina Denaro mette a sua completa disposizione l'intera provincia di Trapani. Rina era stato già arrestato e ora Giovanni Brusca comandava il suo mandamento, ma esercitava un potere enorme anche altrove, anche se a conti fatti, almeno formalmente, era Bagarella ancora ad avere i maggiori poteri. Quando successivamente Giuseppe venne rinchiuso per la prima volta a Giambascio, uno dei carcerieri racconta che la prima mattina gli avessero chiesto se voleva latte e biscotti. E sempre uno dei carcerieri dice che Giuseppe aveva risposto: Mi, che fa? Mi scherzate? Non può più credergli. E infatti,
qualche settimana dopo, già verso il nuovo nascondiglio. E sempre lo stesso carceriere racconta al processo che quando Giuseppe capì che doveva essere di nuovo spostato in un altro nascondiglio, pare che abbia detto: peccato. Qui a confronto dovero, ma qui è villeggiatura. Mi racconti dei contatti che avete avuto con la famiglia di Matteo. I familiari si aspettavano i nostri messaggi, i nostri pezzini. Glieli portava sempre uno dei nostri, Traina, che era pure di Altofonte. Una volta infilò il biglietto sotto la porta di casa. Quelli forse se l'aspettavano e aprirono la porta e si sentì chiamare a te, Traina, che era di bassa statura, fu scambiato per un ragazzino e scappò. Perché andavate proprio a casa del nonno di Giuseppe? Perché in quanto uomo d'onore noi pensavamo, eravamo sicuri, conoscendo la persona, che non sarebbe andato mai dai carabinieri o dalla polizia. Poi col tempo i contatti col nonno sono continuati, sempre più stretti. L'aveva capito dopo un poco che eravamo stati noi. Gli mandavamo i bigliettini scritti dal nipote e la foto di Giuseppe, così per dimostrargli che il bambino era vivo, senza nessun problema. E in tutto questo tempo il nonno non si recò mai dalle forze dell'ordine per denunciarne l'accaduto. Mai. Se ne andava in giro per il paese e diceva: "O sapete, venne una persona estranea, non lo so chi è, mi lascia questi biglietti", e se ne va. Andava dappertutto e gridava: "Mio nipote non c'entra, o Picciriddo non c'entra niente". E non tentò mai di contattare lei direttamente una volta saputo che eravate stati voi. Come no? Lui ci offrì la sua vita in cambio di quella del nipote, senza mezzi termini, È pronto allo scambio. Ma noi non abbiamo voluto sentire ragioni. Volevamo umiliare suo figlio per quello che aveva fatto. Quindi il nonno era disposto a tutto, sempre all'interno della rigida regola di comportamento mafioso, però. Precisamente. Se figuri che ci fece sapere che era disposto ad uccidere a suo figlio Santino pur di salvare il nipote, perché era legatissimo a lui. Ma noi ci rispondemmo no. Ci interessava solo che Santino Di Matteo ritrattasse le sue accuse. Tanto pazienza ne abbiamo noi. Potevamo aspettare all'infinito e cambiavamo il nascondiglio del bambino ogni 2 o 3 mesi. Intanto Santino decide di non interrompere la sua collaborazione con la giustizia. In alcune interviste più recenti ha spiegato che lui ormai aveva fatto la sua scelta precisa e si scaglia contro assassini e sequestratori, accusandoli di essere delle bestie senza onore. Santino dichiara anche di avere fatto un disperato tentativo di salvare il figlio. Racconta di essersi allontanato per 36 ore
dal suo soggiorno segreto e di essere stato accompagnato da altri 2 collaboratori, Di Maggio e La Barbera. Arrivano in Sicilia e tentano di trovare il bunker e in effetti Santino riesce ad arrivare alla casa di uno dei carcerieri. Ma purtroppo Giuseppe è nell'altra casa, la casa di campagna, giunto così a pochi passi dal figlio, a 1 centimetro da un finale diverso per questa storia. Siamo vicini al mare, vero? Zitto. Sento l'odore dei fiori. Sì, fiori sono. Mi piacerebbe guardarli. Non posso, Giuseppe. Non posso. Non mi chiedere l'impossibile. Se ti togliessi la benda degli occhi, perderesti ogni possibilità di tornare a casa da tuo nonno, da tuo padre. Io non ce l'ho un padre. Mi abbandonò. Non ce l'ho più un padre. Non è vero. Sta facendo di tutto per portarti a casa. Me l'hanno detto i tuoi amici, che è per colpa sua che non mi potete liberare. Me l'hanno detto tante volte. E io non ho potuto vedere neanche il nonno. Non ti ha abbandonato. Credi a me. Ma come stai? Sto bene. Vorrei guardare solo un poco il mare. Non posso, Giuseppe. Te l'ho detto. Cerca di capirlo, per favore. Ma come sta mio nonno? Tuo nonno sta bene. Alla televisione ha detto pure che ti ha comprato un cavallo nuovo. Bellissimo. E non aspetta altro che tu lo cavalchi. Magari, Dio. Ora me ne devo andare. Ti saluto. Io voglio parlare italiano. Perché il siciliano lo so bene, ma mi spavento solo che mi dimentico l'italiano. E allora quasi tutti i pensieri li voglio fare italiani. Perché questi fanghi mi parlano siciliano e mi sta facendo schifo questo dialetto. Che poi ci dicono sempre parole di offesa a mio padre. Che io lo so, anche se ci dicono cose brutte, io lo so che lui mi vuole bene. Oppure no? Sì, penso di sì. Ma certe volte io ci dico a Gesù di convincerlo lui a fare chiddo che dicono questi qua. Che ci costa, Iddo? Non lo sa che sto soffrendo? Sta io morendo qua. Non lo capisce. Forse lo sa. E ci avrà le sue ragioni. C'ha tutto un piano. E io pure li frego a questi qua. Che non mi parlano manco se ci dico che sono malato, che mi fa male la testa, che certe volte mi viene di scoppiare e loro niente. E qui mi passano in mangiare, che mi devo calare per prenderlo. E meno male che mi devo abbassare, perché a un certo punto ho capito che sotto la porta c'è una fessura piccola. E da quel giorno mi stavo tutto sdraiato per terra, con la faccia tutta impiccicata dal pavimento, tutto pieno di polvere. E con l'occhio vedevo una linea di luce, con il giorno. E mi sembrava troppo bellissima. Che io me l'ero dimenticata la luce. E mi stavo così botte di ore, senza fare niente. Mi stavo a vedere come cambiava la luce e che veniva la notte. È un filino sottile tutta la luce del mondo, che passa da lì
e si vedono le ombre di quando questi camminano lì vicino, ma non ci sono quasi mai vicino all'entrata. Pare che si scantano, che li mozzico, che grandi e grossi come sono, si scantano di un picciriddu. Io mi sento solo, sempre, che mi scava tipo un tunnel dentro il cuore, che mi viene di impazzire, che inizia piano piano e poi non si ferma più e arriva lontanissimo e mi pare che non ci può essere peggio e invece è sempre peggio ed è tipo un trivello che mi fa un terremoto di scombussolamento. Mamma, vieni subito, mamma, vieni subito. Ora mi corico. E mi sogno di essere in paese. Ora mi corico. Mi addormento. Mi corico. Che sono stanco. Stanco sono. Stanco morto. I giudici preciseranno nella sentenza. In quest'ultima fase, Brusca Giovanni ha assunto il controllo totale ed esclusivo della gestione dell'ostaggio, coadiuvato da soggetti appartenenti al suo stesso clan familiare o comunque gravitanti attorno al suo gruppo. Egli, avvolto da un'aurea di invulnerabilità e sicuro dell'impunità, circondato da gregari mediocri che accettano nel cupo loro paese una vita violenta, priva di coscienza morale, appartenenti a un esercito acquartierato in un sottobosco di potere criminale, interessati a tutte le cose da cui può nascere ricchezza senza fatica, dove la dimensione quotidiana è scandita da intimidazioni, rappresaglie, rapacità varie, avverte di essere titolare del diritto potente di ridurre esseri umani in schiavitù e infliggere pene capitali come ritorsione verso un fenomeno devastante di cui la piccola vittima è comunque estranea. Così nelle carte del processo. E intanto sono già passati 779 giorni. Giovanni Brusca, perché lei era così alterato? Aveva ascoltato il telegiornale della sera. E dunque? Cosa c'entra? Al telegiornale hanno dato la notizia che mi sono preso l'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo. Io con Bagarella e tanti altri. Allora uno dei miei mi ha detto: qua la situazione si fa brutta, troppo brutta. Giovanni, io una cosa te la devo dire. Mi sento controllato dalla polizia. E da questo guaio del bambino ce ne dobbiamo uscire al più presto. Usciamocene. Levamolo di mezzo e usciamocene. E lei cosa fece? E io ci disse: hai ragione. Quell'infame di Santino così capirà che cosa ha guadagnato facendomi condannare all'ergastolo. Voglio che del figlio di questa carogna non resti traccia. Liberate Canuzzo, subito, ammazzatelo.
Ma quello stesso suo collaboratore poi le aveva detto che se il bambino restava vivo per voi era ancora un punto di forza, che se lo liberavate l'organizzazione avrebbe avuto maggiore prestigio. Vostro onore, a quel punto a me mi interessava solo una cosa. E ci disse, fai che do che te dico io. Non voglio che resti traccia. Usate l'acido muriatico, quello che tenete per le grandi occasioni. Mi descriva le fasi dell'eliminazione del piccolo Di Matteo. Entrammo nella stanza e io ho aperto la porta. Ho fatto pure fatica perché era arrugginita, perché giù c'era molta umidità. Allora ci ho detto al bambino, mettete con la faccia al muro e con le braccia alzate. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda nel collo. Tirandolo con uno strattone forte, poi me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sopra le braccia e Monticciolo sopra le gambe per non fare muovere il bambino. In quel momento Monticciolo ci ha detto, mi dispiace, ma tuo papà ha fatto l'infame. Queste sono state le ultime parole, diciamo, rivolte al bambino. Il bambino non se l'aspettava allora. Io mi ricordo il bambino, cioè c'ho la sua faccia davanti agli occhi. No, il bambino non ha capito niente, perché non se l'aspettava e poi il bambino ormai non era, come voglio dire, non aveva più la reazione di un bambino, sembrava molle. Si spieghi meglio. Sì, sembrava molle, anche se non ci mancava mangiare, ma sicuramente, non lo so, la mancanza di libertà. Il bambino, diciamo, era molle, era tenero, sembrava fatto di burro. Cioè questo, il bambino, penso, che non ha capito chi stava morendo. No, non l'ha capito. Non ha avuto nessuna reazione. Il bambino ha fatto solo uno sbalzo, uno solo e lento, e poi non si è mosso più. Solo gli occhi, cioè ci giravano gli occhi. A me poi sono cominciate a tremare le gambe quando ho visto la bava che gli usciva dalla bocca. E a quel punto Monticciolo mi ha detto, vadene sopra. Ma ormai il bambino era morto. E poi? Che avete fatto? Enzo Brusca mi ha detto, spoglialo. Dopo averlo spogliato ci abbiamo tolto un orologio al polso e tutto. Abbiamo versato l'acido nel fusto e abbiamo preso il bambino. Io l'ho preso per i piedi e Monticciolo e Brusca per un braccio. L'abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andate sopra a mangiare. A mangiare? Sì, della carne arrostita e poi a fumare le sigarette. Monticciolo e Brusca mi abbracciarono e mi fecero pure i complimenti per come mi ero comportato. Continui. Poi, dopo mangiato, Brusca mi disse di andare a controllare il fusto e se l'acido aveva funzionato, e io ci andai. E che cosa vide? Sono andato a vedere lì, del bambino c'era... Cosa c'era? C'era solo un pezzo di gamba e una parte della schiena, perché io ho cercato di mescolare con un bastone e ho visto questo, però un attimo, perché la puzza dell'acido soffocava lì dentro. Poi andammo a dormire là stesso e l'indomani il corpo del ragazzo era liquefatto, non era rimasto più niente. Mi domando come mai lei abbia fatto tutto questo. È la regola di Cosa Nostra.
mai tirarsi indietro su qualsiasi eventuale occasione. Io ero un soldato, io eseguivo. In quest'antro, dunque, Giuseppe si era dibattuto allo stremo delle sue forze. Ridotto a 30 chili, smunto, era qui che stava sospeso, alla fine dei suoi giorni, fra organico e inorganico, fra una vita che assomigliava sempre di più alla morte e una morte che, appressandosi, sarebbe stata apertura a un'altra vita, come un santo, come un eremita in catene, come un asceta suo malgrado, finché il corpo del ragazzo venne disfatto. Con una latta avevano versato il liquido in 2 bidoncini di plastica e poi li avevano svuotati in aperta campagna. Ma che c'è? Perché tutto questo silenzio? Che siete bloccati? Io mi sento meglio ora. Da quando gli ho detto a mio padre, ieri, sottovoce, che gli voglio bene. Sottovoce. Per non farglielo sentire a questi qua. Mamma, papà, nonna, nonno. E voi non fate troppo scruscio, che sento rumori strani. Stanno facendo cose particolari sopra. Deve essere arrivato qualcuno. Mi sa che devono fare un lavoretto importante. Stanno trascinando dei bidoni. Boh. Allora, che fa? Andiamo. Amone. Partiamo, dai. Amone. Chiudete gli occhi. Tale, guardate, si acchiana. Si sale, si sale. Vai, vai, che usciamo fuori. Salutate tutti i corpi, loro non si muovono. Sono fermi là. Lo vedete come si sale? Come stiamo salendo sopra sopra? E li possiamo guardare tutto da qua. Ci sono i prati all'infinito, giardini di fiori di tutti i colori. C'è il sole, c'è la neve. C'è la brina. Ci sono le foglie sui rami, quelle per terra, i fiumi, i pesci, gli scogli, le alghe, le meduse, gli squali, le cozze e le spiagge. Si diventa pazzi della bellezza che c'è. C'è sempre vita che non si ferma mai. Ed è un mistero che è tutto vero. È come una cosa sacra totale. Allora salgo ancora e mi punto verso una luce là in fondo e mi ci punto diretto da sempre. Mi stava aspettando, lo punto dritto, diretto, deciso. Eccolo il sole, il mio ultimo salto. Grazie, grazie, grazie. Ah, ecco, qua siete. Siete arrivati tutti e tre. Io vi stavo aspettando. Ma che ci voleva avvenire? Mi portate a casa, vero? Vedete, signore e signori, grandi e piccini, non si deve mai disperdere il ricordo di una storia
che ha coinvolto l'intera comunità. La memoria deve farsi concreta e visibile in un fatto squisitamente pubblico, collettivo, corale, per diventare un ricordo che indichi la strada da compiere da adesso in poi. Dovrà fondarsi su azioni precise, su occasioni di omaggio esplicito. Una memoria dinamica, non rituale e non una ripetizione di gesti ormai svuotati. E quindi, ora che anche voi conoscete questa storia, potete farla viva nei vostri racconti. Ciao, ma che ci fai qua? Come che ci faccio qua? Avevamo fissato un'intervista sul nuovo spettacolo che stai preparando. Ah, scusami. L'avevo completamente cancellato dalla testa. Guarda, non è il caso comunque, non è il caso. Ma so che il tema che affronterai è complesso. Accennami qualche cosa. Veramente no. Dai, dimmi come ti stai preparando a questa nuova prova. Guarda, scusami, ma non mi sento bene. Arrivederci, ci vediamo. E arrivederci allora. Gentilissimo direttore, le chiedo la rescissione del contratto relativamente allo spettacolo da svolgersi verso il vostro teatro. Comprendo bene il danno che vi sto arrecando e la prego sinceramente di scusarmi e di credere che nient'altro si cela dietro questa ritirata se non un immenso dolore. In futuro deciderò se ne avrò la forza. Ecco, tutto si chiude qui. Giuseppe resta sempre con noi. Sì, per sempre. A segnalare che la notte, finché tu resti, non scenderà. Morire, disciogliendosi nel liquido che erode le tue carni, significa forse che non si è più da nessuna parte. Ma proprio non essere confinati col corpo a un luogo preciso, carissimo, ti consente di essere ovunque. E dunque sei dappertutto, carissimo Giuseppe.